20 giorni di tregua per tutti coloro che usano l'automobile, per gli autotrasportatori, i pescatori e tutte le aziende legate alla benzina, con il taglio delle accise di 25 centesimi deciso mercoledì sera dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2026. Il taglio delle accise scatta dunque già oggi, 19 marzo. Per gli autotrasportatori si rispolvera inoltre il credito d'imposta già applicato allo scoppio della guerra in Ucraina, esteso alla pesca al 20%. In autostrada, dove i prezzi avevano toccato vette critiche, il gasolio in modalità self-service passerà dagli attuali 2,169 euro a 1,864 euro. La decisione è stata presa a sorpresa dalla premier Giorgia Meloni, visto il protrarsi del conflitto nel Golfo Persico. L'annuncio è stato dato da Matteo Salvini. Il PD, che ha sempre rinfacciato al governo di non aver mai tagliato le accise, non ha applaudito, perché sostiene che la decisione ha un sapore elettorale legato al referendum sulla separazione delle carriere che si svolgerà proprio nei prossimi giorni. Rimane il fatto che arriva una boccata d'ossigeno per l'economia e per le fasce più deboli, dove pesano di più i rincari perché i meno abbienti hanno meno margini di reddito da spendere. Sono stati poi rafforzati i poteri ispettivi di Mister Prezzi e le sanzioni che colpiranno benzinai ma anche fornitori che si dovessero dimostrare speculatori.